Preghiamo i primi vespri della terza domenica di Quaresima. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Convertitevi, credete al Vangelo, dice il Signore. Lodate servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore.
invocherò il nome del Signore. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho letto con sgomento ogni uomo che innato. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò i calici della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono il tuo servo, figlio della tua scelta. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. E mirabili nella casa del Signore, in mezzo a te Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Nessuno mi può togliere la vita, io stesso la offro e la riprendo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considero un tesoro geloso, ma
esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora è il momento favorevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza. Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza. Non vi sia data in vano la grazia del Signore. Ora è il giorno della salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora è il momento favorevole,
dei Padri, si compie per noi nei tempi nuovi. Gloria a Cristo che si è fatto Maestro, amico, modello dell'umanità. Pieni di fiducia invochiamo il suo nome. Sii la vita del tuo popolo, Signore. Cristo che hai voluto essere simile a noi in tutto, fuorché nel peccato, insegnaci a gioire con chi gioisce e a piangere con chi piange. Perché la nostra carità diventi sempre più concreta e generosa. Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti. Per saziare la tua fame degli affamati, la tua sete degli assetati. Tu che hai risvegliato Lazzaro dal sonno della morte, Fa che i peccatori passino dalla morte alla vita, mediante la preghiera e la penitenza. fa che molti seguano la via della perfetta carità. Sull'esempio di Maria Vergine e dei suoi santi, Conduci i defunti alla risurrezione gloriosa. perché sia chiesto l'eterno del tuo amore. E preghiamo, Signore, con la mediazione materna dell'Immacolata, sostiene il Santo Padre, la nostra famiglia dei Francescani dell'Immacolata, le nostre missioni e missionari, le vocazioni, i nostri parenti e benefattori, le famiglie di ammalati e moribondi, la conversione dei peccatori, per le anime del Purgatorio e la pace nel mondo intero, per i devoti del santuario, per tutti coloro che sono affidati alle nostre preghiere. Pater noster, Che es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quos
Tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno e la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda benigno a noi che riconosciamo la nostra miseria e potessi opprimere il rimorso delle colpe, la tua misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo.
Ci rallegriamo con te, o dolce Madre nostra, e godiamo che l'angelo ti incoraggiò a non temere, dicendoti che eri accetta all'Altissimo e che il Figlio di Dio si sarebbe incarnato nel tuo purissimo grembo. Noi ti veneriamo con profondissimo affetto e te riconosciamo per Madre del nostro Creatore, e ci offriamo tutti al tuo servizio. Tu però degnati di riconoscerci per tuoi figli e servi, e facci sempre più degni della tua protezione e del tuo amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Gesù, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Annunziata, prega per